Umberto Casellato, 6-6 questa partita, un commento da parte tua. Ma la partita sapevamo che era difficile, le condizioni meteo ci hanno un po' scombinato, c'era molto vento, abbiamo giocato il primo tempo contro vento, abbiamo fatto una buona prestazione perché era 6-3 il primo tempo e direi bene. Dopo il secondo tempo abbiamo fatto il contrario di quello che dovevamo fare il primo, abbiamo portato palla, abbiamo usato poco il piede tatticamente per sfruttare il vento a favore, quindi vabbè, siamo una squadra di giovani, però ripeto, gliel'ho detto anche a loro, non deve essere un alibi, partite come questa bisogna portarle a casa. Il percorso non è lungo, è molto breve, bisogna che ci sia un percorso per tutti breve perché le partite sono tante e la classifica siamo sempre lì, quindi bisogna stare attenti e cercare di lavorare meglio e lezioni imparate da questa partita. Certo che era una partita che sostanzialmente se si vinceva ci si toglieva un attimo dalla situazione degli ultimi due posti, si dava tra virgolette succedeva all'avversario i Lions, no? Sì, vero, molto probabilmente diciamo lì quasi condannavamo, anche se e noi ne sappiamo qualcosa perché 2 stagioni fa sembravamo quasi condannati, dopo siamo andati a fare lo spareggio, quindi niente ancora deciso e dobbiamo con serenità lavorare e testa bassa, c'è tante cose da migliorare e cerchiamo di farle nel più breve tempo possibile. Comunque hai visto qualche miglioramento, insomma? Sì, dai, dei ragazzi siamo contenti tutti, c'è un buon feeling, penso che adesso arrivano le partite diciamo un po' più facili per noi perché essendo quasi impossibile vincere giochiamo un po' più rilassati. La prossima è Reggio Emilia, giusto? La prossima è Reggio Emilia, adesso andiamo a fare la partita di Coppa Italia a Viadana. Sì, sarà molto difficile, la giocheremo per divertirci, per fare la nostra partita, per mettere in campo tanta energia e dopo di venerdì a Reggio andiamo a vedere cosa succede. Una squadra che ambisce ai playoff, quindi per noi è di grande stimolo. Ascolta, la Mischia c'è stata qualche problema un po' all'inizio, poi comunque si è comportata molto bene, no? Sì, i ragazzi che sono entrati alla panchina hanno dato grande energia e questo è molto importante, hanno dato proprio il là alla squadra, hanno dato nel gioco, nell'intensità, nella mischia chiusa tutta la prima linea, la fisicità che ci serviva. Siamo contenti, ripeto, il campionato è ancora lungo. Mi è parso di vedere comunque una squadra che ha voglia di lottare, no? Sì, assolutamente, sono ragazzi, ripeto, che non penso che gli piaccia sono tutti ragazzi che hanno giocato Coppa del Mondo, 6 nazioni di categoria, basta che prendano un po' di fiducia e che devono essere aiutati da quelli un po' più anziani, che ce ne sono pochi qui, un po' più anziani, e dopo quando sono sicuro che quando partiamo se riusciremo a ingranare bene ci divertiremo.